is beautiful and time a tea. Time won't change the meaning and tell me where is it written what it is I'm meant to be, that I can tell. Will it be? Yes it will. Maybe just by older still, it'll be there. Per i solisti del teatro c'è qui Donatella Pandimiglio con un omaggio speciale a Barbra Streisand. Che cosa ascolteremo questa sera? Allora, questa sera io ho deciso di riprendere un tributo che avevo già fatto a lei nel 2007, che all'epoca mi fu commissionato perché lei non venne più in Italia a fare concerti, e siccome corre voce insomma in giro in Italia, mi soprannominano la Barbra italiana, ma insomma siamo ovviamente due cose molto diverse, però una cosa in comune è che io l'ho sempre molto amata fin da bambina, e quindi quest'anno, dopo questi 2 lunghi anni molto difficili, di questo vuoto, di questa mancanza di palcoscenico, ho avuto veramente il desiderio di tornare con una cosa molto forte che per me ha un legame emotivo enorme, professionale, e quindi questa volta ho deciso io di fare un omaggio a lei in occasione dei suoi 80 anni che ha compiuto ad aprile, e festeggia anche quest'anno la grande star i suoi 60 anni di carriera. Parliamo del brano che a lei è più caro, per un motivo magari di esecuzione o per un motivo di emozionalità. Allora, i brani che ho scelto in scaletta, ovviamente li ho messi in scaletta perché li amo tutti, per motivi diversi, ma il brano che sicuramente ha un significato molto forte è My Man, che è il finale di Funny Girl, che io vidi da bambina il film al cinema, e lì mi innamorai di lei, e quando vidi quel finale io pensai dalla platea, me lo ricordo ancora, io un giorno voglio fare questa cosa così, e quindi quel brano mi è entrato dentro da bambina e non è più uscito. Oh, my life is just despair, but I don't care when he takes me in his arms. Then what is bright, all right. What's the difference if I say mine is someday? For whatever my man is, I am his Per il repertorio di Barbra Streisand ci vuole senz'altro una bellissima voce, ma poi che consiglio possiamo dare alle giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Beh, la voce è indispensabile, diciamo, visto che ci accostiamo ad una delle forse la più grande voce del pianeta. Io tengo a precisare che non oso neanche lontanamente paragonarmi, è un omaggio che faccio da parte mia per raccontarla, per raccontare questo grande amore che ho nei suoi confronti, questa grande ammirazione, raccontando me. Allora, la cosa che ci accomuna e che io consiglio ai giovani, perché insegno anche da più di 30 anni, è di far comprendere che il canto non è una disciplina a sé stessa. Il canto vive della fondamentale necessità interpretativa, quindi probabilmente perché io sono attrice, amo il palcoscenico, e lei è la stessa cosa, insomma, no? Quindi attrice di cinema, di musical. Ecco, anche questo eclettismo, questo affrontare il nostro lavoro a 360 gradi, in qualche modo in maniere molto diverse, perché lei è la più grande star del pianeta, io no, ma insomma con lo stesso tipo di approccio, diciamo, professionale, con grande rigore, con grande passione. Quindi devo dire ai giovani che non devono pensare che sia una strada facile, ma se c'è una passione vera
non devono mollare, devono lottare e fare quello che sono artisticamente, perché artisti non si è per mestiere, lo si è nelle piastrine, e quindi se dentro c'è quest'arte che spinge non bisogna abbandonarla mai, neanche di fronte alle più grandi difficoltà. Maybe Tuesday will be my cornerstone. He'll be a little home just meant for two, from which I'll never, never roam. What would you? And so all else above, I'm waiting for. Parliamo di cinema. Barbara ha una carriera costellata da successi anche cinematografici. Parlando della sua musica, se oggi dovesse commentare con quel tipo di musica un film, che tipo di film sarebbe? Colonna sonora di Barbra Streisand, che tipo di film? È una commedia, è un thriller, romantico, dramma? Beh, lei anche in questo è molto eclettica, perché ha una grande capacità ironica, brillante, buffa, ma anche una straordinaria capacità emozionale. Quindi io diciamo che amandola la chiamerei il film Fanny Yentl, quindi un mix fra Fanny Girl e Yentl, che è credo un capolavoro, che è la grande cosa che lei ha raggiunto nella sua carriera nel 1983, perché è stata la prima donna a produrre, a scrivere, a interpretare e a dirigere questo film. L'unica donna del mondo del cinema e dello spettacolo americano, ma mondiale, non solo, ma per una major di Hollywood, quindi veramente è stata straordinaria. That's one thing you really need for sure. When you're a funny girl, a fellow said, a funny girl, Fanny, how it takes so questa unione della giovane ragazza che racconta Fanny Brice, quindi con la facciata buffa, divertente, ironica, appassionata, perché lei è una romantica comunque come me, ma Yentl è proprio un film di emozioni enormi, grandiose, che lei dedica al padre. Grazie mille per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, caro pubblico, io vi dico solo di andare a mangiare la pizza, il gelato, andare al mare, in spiaggia, ma non dimenticate di andare a teatro, perché è il momento che gratifica di più la vostra anima. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto, ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Aprì il cassetto della mia scrivania. Il foglio della partitura di My Funny Valentine era ancora ripiegato in 4. Lo guardai. Non avevo certo bisogno del pianoforte per capire come suonasse.